È in fila per recarsi a fare il tampone, una bella iniziativa. Questa cosa le crea preoccupazione? No, perché ho adottato un comportamento responsabile durante l'evento, sono state rispettate comunque le normative di sicurezza e pertanto lo faccio solo a scopo precauzionale. Con Alessia Rossa siamo davanti allo stadio del ghiaccio di Cortina, alle nostre spalle si vedono già le prime auto in fila per recarsi alle tende dove vengono eseguiti i tamponi drive-in. C'è poca voglia di parlare, lo stesso sindaco ha preferito evitare, dribblare i giornalisti, così non è stato invece per il vice sindaco Luigi Alverà. Buona la precauzione di fare i tamponi a chi era presente in modo da mettere anche tranquilla le persone che hanno partecipato. Il flusso di auto è stato costante per quasi tutto il pomeriggio verso lo stadio del ghiaccio di Cortina, dove sono state allestite 2 tende per l'esecuzione dei tamponi. In tarda mattinata l'ULSS Dolomiti ha fatto sapere che per i partecipanti al Summerfest del 20 agosto scorso ci sarà a disposizione anche la sede dell'ospedale di Feltre in via Borgo Ruga tutti i giorni dalle 7 alle 13. I residenti fuori provincia potranno naturalmente eseguire il test nei punti Covid delle ULSS di appartenenza. Il bilancio dei tamponi eseguiti questo pomeriggio sarà fornito in serata. Lei non è stata alla festa, però come atto di responsabilità, avendo frequentato qualcuno che invece a quella Summerfest è andato, è in fila per il tampone, così? Sì, esatto, non sono stata a questa festa giovedì scorso, ma essendo uscita per il centro di Cortina in questi giorni e quindi probabilmente avendo incontrato qualcuno che c'è stato, preferisco fare il test. È preoccupata? Ma leggermente sì, ma non tanto per me quanto più per la salute delle persone che vivono con me, che sono più anziane. Il caso di Covid scoperto durante uno screening su un turista romano di rientro dalla Sardegna a Cortina da alcuni giorni e presente al picnic di Socrepes ha messo in moto il contact tracing che è stato agevolato dalla lista dei nominativi lasciati al momento della prenotazione obbligatoria per la partecipazione all'evento.